Io sono presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, mi presento e dopo passerò il microfono subito al direttore del Cor Veneto, Alessandro Russello, che farà da moderatore e da animatore della serata. Solo due battute su questa settimana che stiamo facendo qua a Cortina grazie a Cortina Turismo. Abbiamo cercato di portare una settimana all'insegna dell'informazione, seminari per giornalisti, ma anche dibattiti sulle tematiche principali del mondo dell'informazione. Per discutere riteniamo che questo sia uno dei temi centrali sui quali confrontarsi, anche perché è su questo che si misura un po' il futuro del paese, non solo su questo, ma anche su questa tematica, sulla libertà di informazione, sull'informazione di qualità, invece che lo spettacolo e la spettacolarizzazione delle notizie, e di questo magari parleremo sabato sera, abbiamo una bella serata. E oggi abbiamo cercato di convogliare l'attenzione su un altro dei temi importanti di questi anni, di questi mesi, inchieste sulla corruzione, uno dei cancri del nostro paese, e abbiamo degli ospiti che si confronteranno su questo tema. Abbiamo il procuratore aggiunto Carlo Nordio, abbiamo il sostituto procuratore di Venezia Stefano Ancilotto, tutti e due reduci, anzi in realtà lo stanno ancora completando nell'inchiesta sul Mose, e un collega bravo del Mattino di Padova, Renzo Mazzaro, che della vicenda si è occupato con un libro, ma che è abituato a fare inchieste, ha seguito per tanti anni la regione facendo un giornalismo di quello che si fa sempre di meno, quello appunto di andare a scavare sotto le notizie. Prima però di passare la parola a Alessandro Russello, darei il microfono al sindaco di Cortina, che ha avuto la gentilezza di venire a darci un saluto, per dare il benvenuto. Direi dai almeno due parole. Grazie. Grazie. No, proprio un saluto. Io sono venuto come ospite perché l'incontro credo meritasse insomma una presenza proprio per l'interesse degli argomenti, poi al di là degli amici, e mi fa piacere insomma che questa collaborazione tra l'Ordine dei giornalisti e Cortina, che è iniziata l'anno scorso, si stia sviluppando al meglio. Insomma, mi sembra che ogni anno si stia crescendo, che le iniziative stiano così sviluppandosi, la cosa nasca cosa, e quindi questo ci fa piacere, anche così forse i giornalisti conoscono anche la vera Cortina, perché poi noi in tutti in queste dinamiche tra messaggi, comunicazione, insomma a volte siamo finiti anche un po' incastrati nel bene, nel male, quindi il fatto che tanti giornalisti possano toccare da vicino la nostra realtà, la nostra comunità, ci fa piacere anche per questo. Ma la mia presenza questa sera è proprio per la qualità dell'incontro, che ripeto meritava di dedicare delle ore, quindi auguro una buona serata a tutti, anche una buona continuazione fino al termine di questa manifestazione finora ben riuscita. Grazie molto. Grazie. Allora, prima di passare la parola ad Alessandro Russello, io chiamerei qua anche l'avvocato Renzo Fogliata, che si è nascosto in fondo, ma che io avevo pregato di venire qui, che oggi ha partecipato al dibattito che abbiamo avuto molto interessante sul rapporti stampa e giustizia, e che si è occupato peraltro anche lui del processo sul Mose, nelle fasi iniziali assistendo uno degli indagati principali peraltro dell'indagine, e credo che possa dare uno spunto interessante anche lui al dibattito, con una visione dall'altra parte. A te, direttore. Cioè, io volevo parlare bene solo della magistratura stasera, adesso ho un avvocato seduto vicino, devo essere no, assolutamente, garantismo totale, le parti in causa sono tante. No, il tema di questa sera è un tema enorme, nel senso che dobbiamo parlare con dei magistrati, con Renzo Mazzaro che è un giornalista, sono giornalista anch'io, qui c'è un avvocato, della corruzione e del ruolo dell'informazione, oltre che di quello della giustizia. Spendo un minuto per dire che una cosa secondo me fondamentale per dargli un messaggio, perché l'informazione non sta benissimo, e soprattutto non sta benissimo l'informazione investigativa, perché l'informazione investigativa costa perché scavare magistratura e giornali e informazione hanno un ruolo, diciamo così, non assolutamente un ruolo identico, ma scavano sulle stesse cose. La magistratura persegue i reati, i giornali raccontano delle realtà
all'interno delle quali il giornalismo investigativo cerca di capire, raccontare, spiegare, alle volte anche denunciare, facendo un lavoro originale, autorevole e molto costoso. Perché per istruire un'inchiesta, uso un termine giudiziario, anche noi facciamo le istruttorie sulle notizie che riceviamo. E quando noi annusiamo qualcosa, cerchiamo di capiamo o abbiamo delle imbeccate, come le volte alla magistratura, con delle lettere più o meno anonime, con delle testimonianze, con delle denunce, anche noi le abbiamo. E quindi sono due mondi paralleli, contigui, e due mondi anche che hanno un ruolo, forse no, lavorano anche insieme per alcuni aspetti, ognuno dalla propria parte del tavolo. Anche gli avvocati hanno un ruolo importante all'interno del garantismo, all'interno del far valere i diritti di chi viene accusato, ma anche di chi accusa. Ma quello che intendevo dire sul giornalismo è che noi in questo momento il ruolo del giornalismo, in particolare del giornalismo investigativo, è messo molto a rischio, molto a pericolo, perché informare costa. In un momento in cui, in una civiltà in cui, in un momento in cui è passato, anche per colpa delle aziende editoriali, la convinzione secondo la quale fare informazione non costa, cioè è gratis, siamo di fronte al crollo dell'informazione. È un problema di democrazia, perché se la pubblicità da una parte sta transitando tutta sui social, dall'altro i giornali con grandi perdite, grandi problemi, fanno molta difficoltà a convogliare risorse, no, e qua dipende molto anche da noi, no? Scelte dei giornali, di cosa parlare, ok? Significa fare giornalismo investigativo, significa investire risorse, uomini, tempo, visure catastali. Il ruolo dell'informazione è diverso da quello della giustizia, è un ruolo naturalmente molto più oneroso anche del nostro, ma i giornali hanno una responsabilità enorme nei confronti dei cittadini, nei confronti delle persone che possono anche essere oggetto di inchieste, di sospetti, e devono avere anche una funzione di garanzia per quelle stesse persone. È difficilissimo per un giornale, no? Raccontare, cercare di raccontare, di scoprire le cose come stanno, perché ha dei tempi particolari, deve uscire in edicola non prima naturalmente di aver fatto tutte le verifiche. È molto difficile perché non ha ovviamente la copertura, no, istituzionale, e per fortuna che c'è, della magistratura. Quindi un giornale, quando vuole capire delle cose, non è che il giornale va a raccontare, a rompere le scatole alla gente, no? Però è chiaro che i giornali hanno un ruolo, cani da guardia, chiamiamoli come vogliamo. Comunque una parte dell'attività di un giornale è e deve essere questa, e sarà una grande chance, secondo me, in futuro, quella dei giornali, cioè quella del giornalismo investigativo, ma in generale quella del giornalismo autorevole. Significa fare fatica, investire, prendere i giornalisti e mandarli, no, a capire, a indagare, a sentire, a interrogare i testi. Quindi volevo sottolineare e quindi dare anche questo messaggio preciso, secondo il quale l'informazione autorevole, verificata, investigativa, per esistere in futuro dovrà necessariamente essere pagata, perché all'interno delle redazioni sono pochi i giornali che in questo momento, con la mancanza di risorse e con una filosofia secondo la quale, un po' vecchia, no, vendono le notizie, uso un inglesismo, il cazzeggio, il web, il gossip, la superficialità, tutte cose che hanno una loro ragion d'essere anche all'interno di un prodotto editoriale. Ma se dobbiamo stare al tema di stasera, vi assicuro che è una missione enorme. Questa è la premessa che io volevo fare, che è una premessa anche di carattere culturale, perché ci vorranno 20 anni, secondo me, perché soprattutto i giovani, ma anche i non giovani, capiscano che la informazione va pagata. Detto questo, passo subito lanciando un paio di temi, e una delle cose che mi sono piaciute, e
penso che interessi anche a voi, leggendo il libro di Renzo, Veneto anno zero, tanti altri libri dopo il Mose, alcuni colleghi del Gazzettino hanno riassunto anche in modo interessante Renzo, insomma questi libri hanno dopo l'uscita di centinaia di migliaia di articoli anche la capacità non solo di riassumere quello che è stato, di portare all'attenzione di chi magari si è perso qualcosa, di leggere i documenti, di avere una narrazione articolata, completa di quello che è accaduto e anche di porre dei problemi, dei temi. E la cosa da cui vorrei cominciare, magari facciamo un giro, è proprio questa. Sia il procuratore Ancilotto, il procuratore che il procuratore Nordio pongono il problema del prima. Voi avete fatto un'inchiesta sul Mose, avete vinto la vostra battaglia perché alla fine avete avuto una serie di patteggiamenti, adesso ci saranno ancora altri processi e quindi alla fine avete portato a casa un risultato da questa inchiesta che ha riguardato uno Stato nello Stato, dove dentro c'erano ministri, dove c'erano assessori, dove c'erano sottosegretari, dove c'erano uomini dei servizi segreti che millantavano di essere di servizi segreti, dove c'era un po' di tutto. Quindi devo dire che questa magistratura è stata brava, ha messo insieme tutta una serie di cose, arrivando quindi ad un risultato che è sotto gli occhi di tutti, inutile che vi racconti un po', tanto le cose le sapete. Però una cosa importante è questa. Ancilotto in un passaggio del libro di Mazzaro dice ma siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile, sia i giornalisti che la magistratura prima, e il giudice Nordio e il procuratore Nordio dice anche no, in realtà bisognerebbe pensare in questa forma di corruzione ontologica, insomma, che sembra che ci sia in Italia, da cui non sfuggiamo, no? Soprattutto il prima più che il dopo, prima che si compia il reato. Quindi la domanda che vi faccio è questa: i giornali e la magistratura, posto e considerato che no, da tanti anni qualcosa si sentiva, si subodorava, alcuni hanno scritto, abbiamo fatto noi giornalisti, Renzo, partiamo da te, tutto il possibile per raccontare alla gente quello che stava accadendo. Tu sei stato uno dei giornalisti, questo lo dico perché non perché tu sia qui, ma perché è vero, che più di tanti altri si è speso, a costo anche, con qualche costo personale. Quindi la domanda che vi faccio è questa: cominciamo abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile per raccontare la corruzione e per tentare di porla all'evidenza del pubblico. Grazie. Io vorrei ringraziare soprattutto Gianluca Amadori, perché mi ha invitato in questo gruppo di relatori che sono il meno autorevole, forse, senz'altro meno di un direttore. Comunque sono in bella compagnia, mi piace ed è una cosa che mi dà, come dire, che mi dà valore, e voglio sottolinearla, mi dà una piccola medaglia. Quello che hai detto tu, prima di dare la risposta, vorrei anche chiosare leggermente quello che ha detto adesso Alessandro Russello. Intanto si vede che vieni dal giornalismo on the road, siamo stati colleghi di lavoro, oltre che compagni di banco, nei giornali Finegil, che hanno avuto un merito, al di là di tutto, al di là che siamo stati anche colonia, perché a proposito di federalismo, i giornali Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, Zoe Treviso e il Corriere delle Alpi hanno il proprietario che sta a Roma, quindi con tutto quel che ne consegue. Per anni siamo stati governati diretti da direttori che giravano l'Italia, arrivavano qui, ti struccavano come il limone e dopo 2 anni se ne andavano, tu eri il limone. Però hanno avuto un merito perché hanno fatto crescere, secondo me, la nostra regione, sono stati palestra di intervento. E quello che ha detto adesso Alessandro Russello mi conferma su questo. Vorrei anche dire 2 parole in qualche modo perché l'informazione investigativa costa, sì che costa, però le aziende non la pagano, le aziende vanno all'incontrario. Mi fa piacere che un direttore di un giornale importante dica quello che ha appena detto adesso Alessandro Russello, perché le aziende editoriali fanno il contrario, cioè tagliano tutto
e riducono i loro pezzi, al di là di alcune importanti però scarse eccezioni, e riducono i pezzi scritti dai corrispondenti, dai collaboratori. Sono il corrispondente di Trebaseleghe che fa il grosso lavoro investigativo, il Renzo Trevisan, per dire, adesso mi viene in mente questo nome qui perché domani vado a Caole a presentare il libro, quindi che scrivono delle situazioni gravi che meriterebbero un giornalismo investigativo professionistico, e invece questo signore qui è un collaboratore della Nuova Venezia. Ho citato uno per puro caso, ma ce ne sono moltissimi. Cioè, voglio dire, le aziende editoriali fanno il contrario di quello che bisognerebbe fare, e noi giornalisti, questo qui è anche un discorso che lancio così, ma sul quale per esempio so che Gianluca Amadori è più che d'accordo. Noi giornalisti siamo una piccola conventicola di persone che remano contro, che pensano, che discutono dei loro problemi tra di loro, mentre l'alleanza da fare è con i lettori. Guardate che quello che sta capitando nel mondo dell'informazione è gravissimo, ovvero sia, scrivono le persone meno titolate a farlo, cioè senza che questo significhi molto, cioè significa ovviamente un giudizio di qualità sui corrispondenti A, B o C, ma non sono i giornalisti professionisti, che sono caricati sempre di più di operazioni editoriali di carattere tipografico e quel che è. E dunque noi sulla base, perché poi le televisioni sono uguali, è ancora peggio anzi, e allora questi corrispondenti, questi professionisti, anche ci sono dei professionisti ridotti a poche lire a scrivere un pezzo di corsa. Scusa, devi fare anche tu il reddito, scrivi un pezzo, poi 2, 3, con una telefonata si chiude un pezzo, ne servirebbero almeno 3 o 4 telefonate, i riscontri sono scomparsi, una cosa assurda. Noi siamo un popolo di matti, perché? Perché sulla base delle cose che leggiamo e che vediamo in televisione ci facciamo delle opinioni, e sulla base delle opinioni prendiamo delle decisioni, e la cosa qui è, se non siamo appunto schizofrenici o pazzi, dobbiamo renderci conto che non può essere che prendiamo decisioni poco approfondite, poco argomentate. A casa nostra facciamo tutti per esempio delle buone riflessioni, o ci misuriamo prima di una spesa. Il giornalismo va avanti a vanvera, e le informazioni sono sempre più ingolfate da gossip. Quello che volevo dire è questo, dunque, è vero che l'informazione costa, ma è vero anche che non viene pagata. Poi c'è anche un costo personale, perché qui voglio anche spendere una parola su questo, e ti rispondo allora anche alla domanda che mi hai fatto. Cioè, si poteva fare meglio, dove eravamo, abbiamo fatto, dicono in tanti che la magistratura è arrivata tardi sul caso del Mose. Non sono chiacchiere da bar. Per esempio, a me l'ha detto Renzo Nisi, che ho intervistato per il libro non più tardi all'inizio di quest'anno, e lui dice, ancora adesso lui è a Roma adesso, è stato trasferito. Renzo Nisi era il colonnello comandante del gruppo delle Fiamme Gialle, che ha praticamente fatto tutta l'inchiesta sul Consorzio Venezia Nuova, finché a settembre del 2013 è stato spostato nel quadro di spostamenti che la Guardia di Finanza fa. Però il qui presente dottor Ancillotto dice che è stata la prima incursione riuscita nell'inchiesta per farla deragliare. Allora Renzo Nisi dice, ancora oggi io mi domando come mai una situazione di corruzione così estesa, diffusa, così molto pervasiva abbia potuto andare avanti per così tanto tempo, 10 anni, 1 miliardo hanno fatto fuori, senza che nessuno la facesse emergere. E io gli ho detto, ma se lei si fa una domanda del genere, cosa dovrei dire io? Ecco, però nel mentre ci interroghiamo, scusate tanto, su
la magistratura è arrivata forse troppo tardi, poteva fare qualcosa prima. Interroghiamoci anche noi giornalisti, dove eravamo noi finché questi signori che sono passati alle stalle erano alle stelle invece, cioè quando erano all'apogeo, al vertice della potenza o del potere. I giornalisti erano in prima fila, sono sempre in prima fila i giornalisti. Noi eravamo in prima fila a prendere appunti dirigenti, magari evitando le domande imbarazzanti, non so, butto là. Bisogna dire che c'è un costo personale, ecco qua per via dei costi, che viene pagato dai giornalisti, è un costo che bisogna mettere, come dire, in preventivo. È un costo che hanno tutte le professioni, Io non penso di essere diverso, non penso che siano necessari eroi, però bisogna sapere che si corrono dei rischi personali, nel senso professionali, ma personali, se vuoi fare il giornalismo investigativo, che poi per quanto riguarda me il giornalismo investigativo ha cominciato facendo domande ed è continuato facendo domande, non è che ho fatto chissà che cosa, e mi sono trovato però a sperimentare quello che tutti i giornalisti hanno comunque provato prima o dopo, e cioè che il costo si paga perché l'uomo potente non ama i giornalisti che insistono sulle domande imbarazzanti, che cercano risposte che non vengono date subito, e qui scatta una procedura normale, cioè l'uomo potente porta a cena o a pranzo il direttore del giornale, e se non basta l'editore, adesso perché sei un direttore quindi ne saprai più di me di questo senz'altro, e però lo scopo qual è? Che deve essere l'editore o il direttore a uccidere il cronista che rompe le scatole. Qui mi viene in mente un libro, secondo me formativo. Ci sono dei libri che voi avete letto, a me è capitato leggere Comma 22 e trovarlo che diceva quello che mi stava capitando. Comma 22, non so se avete idea di cosa si tratta, è un libro. Comma 22 è un articolo del regolamento dell'aeronautica militare americana che dice chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo. Cioè questa ambiguità qua si esercita in pratica su una squadriglia di aviatori americani che viene collocato in un'immaginaria isola del Mediterraneo e deve andare a bombardare Bologna. Allora, chi è il nemico? Perché qui l'aspetto formativo del libro è la differenza fra il nemico e l'avversario. Chi è il nemico di questi che vanno a bombardare Bologna? I tedeschi che sono lì con la contraerea, fanno il loro mestiere, se li vai a bombardare ti sparano. Il nemico vero è il colonnello comandante della pattuglia che li manda a bombardare Bologna alle 10 del mattino, quando vedi un passero a 10 km, mandami di notte quando piove se mi vuoi bene, se no mi vuoi far uccidere. Ecco, la differenza fra il nemico e l'avversario interno è un'esperienza dura che si impara e che può succedere, e qui si vede di che pasta è fatto uno. Voglio dire, il lavoro del giornalismo investigativo non è semplice perché costa impegno, costa tempo, costa sacrificio e non ripaga neanche un po', soprattutto perché poi ti espone a situazioni interne poco simpatiche, ecco, e che bisogna superare. Io dico questo come risposta alla tua domanda, non so se ti basta, ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, dopo magari lo faccio. Sì, passiamo pure il microfono. La domanda era... sempre se si è fatto il possibile. Cioè, siccome voi stessi avete posto il tema del prima, che a me pare No, ma la domanda è chiarissima, è che adesso si è anche parlato d'altro sul giornalismo investigativo che è estremamente interessante. No, ma per rispondere alla domanda sono molto chiaro. La Procura della Repubblica agisce e deve agire e può agire soltanto sulla base di notizie qualificate, non sulla base di sospetti, tantomeno sulla base delle chiacchiere
ancora meno su quelle degli anonimi. Noi siamo intervenuti non direttamente sulla corruzione, spiegherò subito anche perché è molto difficile intervenire direttamente sulla corruzione, c'è proprio un aspetto tecnico, legislativo che rende quasi impossibile scardinare la coincidenza di interessi tra il corruttore e il corrotto. Noi siamo intervenuti, il nostro ufficio, quando io dico noi parlo del nostro ufficio, vorrei che fosse chiaro che il merito di chi ha combattuto in prima linea è qui presente il dottor Ancillotto e degli altri sostituti che oggi non ci sono, ma che ugualmente ne condividono i meriti. La decisione della Procura della Repubblica di intervenire sui reati cosiddetti presupposti è stata vincente perché noi siamo partiti da lontano, cioè attraverso lo studio estremamente difficile, estremamente complesso, costoso anche sotto il profilo professionale e del dispiego delle risorse, di quei reati che rendono possibile o che comunque stanno alla base della corruzione, cioè dei reati economici. La corruzione, le cosiddette mazzette, vengono pagate attraverso denari che sono accantonati con dei procedimenti complessi che a loro volta costituiscono reato, costituzione di fondi neri, evasione fiscale, frode fiscale, elusione e via dicendo. Attraverso, se vuoi fare un'inchiesta fatta bene, che non sia una delle tante che cominciano con le intercettazioni telefoniche e ambientali fatte a rete, poi quel che piglio, quel che resta, e poi alla fine non ti resta nulla in mano, devi cominciare, come abbiamo fatto noi, questo è un nostro grande motivo d'orgoglio, dai reati base, dai reati fondamentali, cioè come si costituiscono i fondi attraverso i quali paghi le mazzette. Questo richiede molto tempo, un dispiego di risorse straordinarie, non è sufficiente che ci sia un maresciallo che sta dietro a una dozzina di registratori che registrano le conversazioni. Le intercettazioni sono certamente importanti come ausilio, come mezzo di ricerca della prova, ma non valgono nulla se non sono correlate a quelle che sono le vere indagini investigative come quelle che abbiamo fatto noi, cioè la ricostruzione dei flussi finanziari, le rogatorie internazionali attraverso per verificare le esportazioni di capitali, le frodi, le false fatturazioni, ecco, tutte questi reati che possono essere scoperti soltanto con molto lavoro, molta fatica e molta professionalità. Detto questo, per arrivare alla corruzione serve un passo successivo. Il passo successivo è quello cioè della individuazione di chi dà le mazzette e di chi le prende, è ostacolato da una legge che sarà anche eticamente giusta, cioè quella che punisce chi prende e chi dà le mazzette, ma è da un punto di vista strategico controproducente, e lo è ancora di più dopo l'introduzione della legge Severino, che punisce anche chi è concusso per induzione, cioè chi è indotto a pagare la mazzetta, se non proprio con la violenza e la minaccia, attraverso quei comportamenti concludenti che ti inducono, come dice appunto l'ipotesi di reato, a pagare. E perché questo costituisce un ostacolo alle indagini? Perché nel momento in cui vi è una coincidenza dell'interesse tra chi prende la mazzetta e chi la dà, coincidenza di interessi a tacere, è questo reato che viene commesso nell'ombra, senza testimoni, senza tracce bancarie, senza bonifici, non si paga la mazzetta con un bonifico, qualche volta lo si fa, ma è molto difficile, ecco, può essere ricostruito soltanto attraverso la collaborazione di uno dei due protagonisti. Supponiamo che venga da me un tizio e mi dica: guardi, quel tale amministratore ha tanto insistito che alla fine la mazzetta gliel'ho dovuta dare, altrimenti non lavoravo. E io cosa devo dire? Con la legge attuale devo dirgli: guardi, tanto si fermi, vada da un avvocato, lei è indagato o coindagato per corruzione o per concussione per induzione, da questo momento in poi ha il diritto di tacere, tutto quello che mi ha detto fino ad ora non vale perché non l'ha detto con l'avvocato. Questo mi saluta e mi dice: ah, credevo di essere venuto qui per collaborare con la giustizia, ne esco come indagato, tanti saluti, me ne vado, e il processo collassa. Allora la strategia pragmatica avrebbe voluto e vorrebbe che per
eliminare questa coincidenza di interessi tra corruttore e corrotto, tra concussore e concusso, tra chi prende la mazzetta e chi la dà, si rendesse punibile soltanto una persona, rendendo l'altra persona, diciamo, riducendolo al rango di testimone, che è obbligato a dire la verità, che non ha l'assistenza di avvocato, che non è incriminato, che non rischia nulla, ma che appunto come testimone rischia soltanto se rende una falsa testimonianza. Allora, e ho finito, poiché a mio modesto avviso tra il pubblico ufficiale che ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e prende i soldi e l'imprenditore che non ha prestato giuramento a nessuno e dà i soldi spesso a malincuore, perché se non li dà esce dal mercato, dei due chi merita di essere punito di più è il primo, cioè il pubblico ufficiale. Se uno viene da me per farsi, diciamo così, edulcorare una sentenza o una requisitoria o quello che è, lui commetterà un peccato mortale, un peccato, ma io commetto un sacrilegio perché sono pagato per mettere in galera chi commette un reato, quindi c'è una bella differenza tra lui e me. Allora, per diciamo, eliminare questa coincidenza di interessi a tacere di entrambi, la ragion pratica avrebbe voluto che uno dei due, in questo caso il corruttore, l'imprenditore, chi dà la mazzetta, chiamiamolo come vogliamo, andasse impunito e fosse ridotto da un punto di vista procedurale al rango di testimone con l'obbligo di dire la verità. Le riforme del governo sono andate sempre in direzione contraria, un po' per un eticismo secondo me abbastanza peloso, poi per venire incontro a un'opinione pubblica abbastanza sanguinaria in questo, ma senza un minimo pragmatismo. Ripeto, con la legge Severino punire anche chi è indotto a pagare la mazzetta, secondo me è stato un errore colossale tra i tanti che ha fatto quella legge. Ecco, questo rende difficile l'indagine nel momento in cui noi arriviamo alla scoperta di questi reati base, cioè alla elusione fiscale, alla frode fiscale, ai falsi in bilancio e via discorrendo, ma non riusciamo a colmare l'ultimo tassello, che è quello di comprendere che fine abbiano fatto questi fondi neri che poi alla fine della fiera finiscono nelle tasche dei partiti o dei loro rappresentanti. Perché noi ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti attraverso anche qui tutta una serie di attività complementari, oltre a quelle principali della definizione dei reati base. Adesso non posso, non debbo, non voglio, non c'è nemmeno il tempo per entrare nei dettagli. Diciamo che la Guardia di Finanza e i nostri colleghi, i giovani colleghi della Procura, sono stati molto bravi. Una cosa va detta, che siamo molto orgogliosi di due fatti: di non aver usato la carcerazione preventiva a fini, diciamo così, ricattatori. Non abbiamo imprigionato le persone affinché parlassero, le abbiamo imprigionate, e spesso anche con dolore e imbarazzo. Tutti sanno che io sono stato a scuola con il sindaco di Venezia ed ero suo amico personale, tutti sanno che altre persone erano più o meno, avevano avuto rapporti appunto personali, perché città piccole come Venezia è difficile restarne estranei, eppure anche attraverso questi disagi noi abbiamo cercato di applicare la legge. Non abbiamo fatto un arresto che sia stato poi smentito, forse uno, forse mezzo, dal Tribunale della Libertà e dalla Corte di Cassazione. L'unica volta in cui la Corte di Cassazione ha smentito il Tribunale della Libertà è quando il Tribunale della Libertà ci aveva dato torto. Quindi alla fine abbiamo avuto la consolazione o il conforto o la soddisfazione di vedere che anche dal punto di vista della legittimità formale e sostanziale avevamo fatto tutto quello che andava fatto. Il secondo motivo di orgoglio è che abbiamo, e qui spendo una parola anche nell'ambito giornalistico, abbiamo rispettato la dignità dei cittadini in tutte, sia degli indagati e dei non indagati, attraverso una selezione estremamente diligente di quelle che potevano essere quelle forme di intercettazione o di dialogo che in altre inchieste sono, ahimè, impropriamente finite sui giornali. Noi abbiamo avuto, come è ovvio in questi casi, migliaia, centinaia di migliaia di ore di intercettazione e di intrusione nelle vite e
privacy o privacy, come si dice erroneamente, delle persone. Avrete notato che sui giornali questi pettegolezzi non sono finiti. Avremmo avuto, posso dirlo, la possibilità, potete immaginare, di quali forme di pressioni nei confronti di chiunque, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di intercettazioni ambientali e telefoniche a largo spettro ti danno un potere di conoscenza, come dicono gli anglosassoni, no? Knowledge is power, estremamente elevato. Avrete notato che di tutto questo è stato fatto un uso estremamente limitato, riservato e senza vulnerare i diritti fondamentali dell'onore e del decoro dei cittadini, anche e soprattutto degli inquisiti. Non siamo stati ripagati sempre con la stessa moneta. Un paio di giorni fa è uscito un articolo, e me ne rammarico, mi è stato fatto notare stasera, in cui un editorialista, peraltro a suo tempo anche molto famoso e anche una grande levatura intellettuale e culturale, rappresenta dei fatti che non sono veri. Questo è un dolore per chi esercita la nostra professione. Noi siamo esposti a tutte le critiche che sono non solo legittime ma anche auspicate, perché è soltanto attraverso la critica che il nostro lavoro può aumentare in professionalità e anche in attenzione verso i diritti altrui. Però quando ci si racconta che per esempio un illustre indagato non è mai stato interrogato, come se noi non avessimo mai chiesto di interrogarlo, mentre dagli atti risulta esattamente il fatto contrario, o quando si rappresentano dei fatti che sono manifestamente smentiti dagli atti di causa, bene, allora anche senza rispondere attraverso smentite giornalistiche, primo perché come ben sapete la smentita non è altro che una notizia ripetuta, secondo perché non è il nostro compito intervenire nei dibattiti giornalistici, anche quando rappresentano delle situazioni che non sono corrispondenti al vero. Bene, anche se non siamo stati ripagati, ripeto, con la stessa moneta di lealtà, noi siamo orgogliosi di aver tenuto un comportamento che sia stato, così almeno auspichiamo, rispettoso dei diritti fondamentali costituzionali di tutti i protagonisti della vicenda. Mi permetto, perché devo sostituire solo provvisoriamente, suppongo, spero, Russello, di chiosare che trattavasi di un articolo di Piero Stellino sul giornale intitolato più o meno Il caso Galan, la prova di una giustizia folle. Ecco, questo era il riferimento. Buonasera a tutti, sono Stefano Ancillotto, sono sottoprocuratore della Repubblica a Venezia. Rispondendo sinteticamente alla domanda del direttore, avete fatto tutto il possibile, ma col senno del poi devo dire, non abbiamo fatto anche l'impossibile. Chi avrà l'occasione o ha già avuto l'occasione di leggere Veneto Anno Zero vedrà che ci sono tutta una serie di particolari, di vicende che hanno reso la nostra indagine particolarmente difficile. Infatti questo è uno di quei giorni, sono contento di essere a Cortina, di essere stato invitato, sono contento di essere qua con Carlo Nordio, vedo tanti amici, vedo il mio procuratore, il dottor Vittorio Boraccetti qui tra il pubblico, ma per noi comunque è una giornata oggi comunque un po' triste. Oggi vengono trasferiti tra qualche giorno gli ultimi 3 ufficiali della Guardia di Finanza che hanno lavorato con noi. Noi in 2 anni abbiamo avuto un record, abbiamo avuto trasferiti praticamente 7 ufficiali su 7, cioè gli ufficiali che hanno coordinato l'inchiesta del Mose, eccetto uno che rimarrà altri 7 mesi probabilmente, sono stati trasferiti tutti gli ufficiali del primo gruppo, tutte le entrate sono stati trasferiti, tutti gli ufficiali del GICO sono stati trasferiti, tutti gli ufficiali superiori del nucleo polizia tributaria sono stati trasferiti, tutti i comandanti provinciali e regionali sono stati trasferiti, motivo per cui non è rimasto uno. Quindi voi capirete che fare inchieste di un certo tipo a questi livelli non è facile se poi pensate che poi sono vicende che indubbiamente si dimenticano. Voi pensate che noi abbiamo dovuto arrestare un nostro collaboratore, o meglio collaboratore, uno dei capi dei nostri collaboratori. Noi abbiamo dovuto arrestare Vincenzo Spaziante. A molti di voi non dice nulla, ma se non fosse stato arrestato
il generale Spaziante sarebbe in questo momento il comandante in capo della Guardia di Finanza, sarebbe il comandante in capo di una forza armata, e noi l'abbiamo dovuto arrestare. Tenete conto che lui, oltre a essere il numero 2 della Guardia di Finanza, è stato a lungo il numero 2 ai vertici dei servizi di sicurezza. L'abbiamo dovuto arrestare perché era una persona che illecitamente si faceva pagare denaro, si faceva pagare circa $500.000 di euro, 1 miliardo di vecchie lire, per fornire ai nostri indagati, ai grandi corruttori, notizie sulla nostra indagine, mettendo non solo a rischio l'indagine, ma mettendo in difficoltà estrema, lui è stato già condannato con sentenza definitiva ormai, mettendo in difficoltà estrema tutti i nostri ufficiali, tutti i nostri collaboratori, i quali venivano sistematicamente richiesti di fornire informazioni sui numeri di telefono sotto controllo, sulle attività che facevamo e quant'altro. A ciò aggiungiamo che alle porte dei nostri uffici più di una volta, anche questo è raccontato nei libri che si sono occupati, è stato tratto in molti articoli, alle porte degli uffici della Procura della Repubblica hanno bussato i servizi di sicurezza, hanno bussato chiedendo ufficialmente informazioni, chiedendo, o meglio, offrendo informazioni in cambio di informazioni. Ma allora alla fine noi ci dobbiamo tirare le fila. Abbiamo combattuto contro un ministro che era quello che doveva finanziare e dare finanziamenti alla giustizia, ma che in realtà il suo sottosegretario è stato arrestato perché era un onorevole milanese. Ci siamo trovati contro il numero 2 della Guardia di Finanza, ci siamo trovati contro i servizi di sicurezza, sono stati trasferiti i collaboratori. Alla fine tante volte ci chiediamo con i colleghi se potevamo fare di più, se potevamo arrivare più in là, ma probabilmente non è facile fare processi di corruzione in generale per tutte le questioni tecniche che ha ben elencato il mio procuratore, il dottor Nordio, ma non è facile a maggior ragione farle quando a queste difficoltà tecniche si sommano difficoltà di altro tipo, quando vai a toccare non il funzionario o anche il dirigente, ma colui che appartiene alla struttura tecnica, amministrativa dello Stato. Quando sali di un gradino e vai a toccare il potere politico, le indagini diventano difficili, per non dire quasi impossibili. Quando dal potere politico sali e parti e vai ai vertici, noi abbiamo chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteoli, ministro in carica, e purtroppo non siamo, perché era prescritto, ma voi sapete, state leggendo il libro, lo capirete, altri ministri toccati da queste vicende, ma che purtroppo il tempo, la prescrizione è brevissima, e siamo stati spesso criticati di aver accettato dei patteggiamenti modesti a delle pene contenute, ma replico sempre, in questi casi il reato di corruzione, fino a prima delle ultime riforme, la pena prevista era una pena molto bassa. In realtà sono d'accordo con Carlo Nordio quando dice non si tratta di alzare le pene, ma di allungare il tempo di prescrizione. Noi abbiamo dovuto combattere con dei tempi di prescrizioni cortissimi. Voi pensate, per chi non è un addetto al settore, faccio sempre un esempio, che se io entrassi in un supermercato e rubassi un qualunque oggetto di scarsissimo valore, rompendo la placca antitaccheggio, me la mettessi in tasca e me ne andassi, tipo una maglietta, per non dire un paio di scarpe, commetterei un reato punito con pena più grave che non la corruzione commessa da Galan e da Matteoli. Questo per darci un ordine di grandezza. Ecco, di fronte in questa situazione, in questo sistema, io ritengo che la Procura di Venezia abbia cercato di fare, abbia non solo fatto del suo meglio, ma abbia ottenuto un risultato importante, e che mi piace dirlo, lo dico sempre a Renzo Mazzaro, lo ridico questa sera perché mi fa piacere, che a lui e a Gianluca Amadori dobbiamo dire grazie. Dobbiamo dire grazie per i libri che hanno scritto, per la retata storica, per Veneto Anno Zero, perché tra molti anni le sentenze non le leggerà più nessuno, a volte mi stufo anch'io di leggere le sentenze, le ordinanze di custodia cautelare, benché meno, una volta uscito l'articolo, se vogliamo vedere com'è andata,
come sono andati fatti, non ci rimane che avere un vecchio libro nella nostra biblioteca personale, sfogliarlo e magari cercare nell'indice un nome, un fatto, una data e ricordarlo. E questo perché alla fine forse la memoria di queste cose, la ripetizione di queste cose costituiscono il miglior antidoto a che questi fatti si ripetano. Purtroppo veniamo da una prima Tangentopoli veneta di cui si è occupato come sostituto Carlo Nordio, veniamo alla vicenda Mose, speriamo di non essere qua di nuovo a parlarne tra 10 o 20 anni, ma probabilmente con l'Expo, diciamo che all'Expo abbiamo trovato dei soggetti che erano già stati protagonisti della Tangentopoli negli anni 90, no? Ma questo sì, ma diciamo che ed è una storia ripetuta. Il vero problema è il rischio che ci sia quasi un'assuefazione a questo tipo di notizia. Motivo per cui è più facile fare del giornalismo parlando di pettegolezzi e di vicende di poco conto che non parlare di cronaca giudiziaria. Grazie. In effetti io adesso passiamo all'avvocato Fogliata, gli farò una domanda sul garantismo e anche un po' sulla sua opinione su alcune cose. Mi permetto di risottolineare questo, parlando dei giornali, perché io mi accorgo quanto sia difficile. Noi abbiamo recentemente, come Corriere del Veneto, ci siamo imbattuti in una notizia da cui abbiamo sviluppato un'inchiesta, quella di Ca' della Robinia. Abbiamo fatto un lavoro investigativo, secondo me, molto importante. Ce l'abbiamo sempre noi, quindi ce l'avete sempre voi, poi non le chiedi in pubblico, che appunto no, e lì mi sono reso conto, quello di Renzo, di quanto gli editori possono avere delle responsabilità, ma ce li abbiano i direttori e ce li abbiano i cronisti culturalmente, nel non capire quanto una forma contemporanea e che potrà avere futuro di giornalismo sia proprio questa. Quindi si tratta di calibrare, di dire dove mettere i pesi. Allora, mettere i pesi in un'inchiesta, secondo me, è una cosa sana. E dipende tanto da noi, non tanto dagli editori. Vuol dire prendere 2 uomini, 3 uomini, farli lavorare solo su quella vicenda, come il pool investigativo di una procura, far fatica doppia o tripla ad altri uomini che sollevano gli altri pesi e farli lavorare tranquillamente. Io penso che se noi, come informazione, come giornali, come media, riusciamo a capire quanto sia importante un'informazione autorevole, sia per scoprire voglio dire, i fenomeni corruttivi, ma anche nel rispetto delle persone, nel rispetto di forme di garantismo, no? Che sono importantissime, sia fondamentale, ma è difficilissimo. L'inchiesta che noi abbiamo fatto ci è costata minacce, insulti, promesse di querela, soprattutto dai politici, soprattutto dal livello politico, e vi assicuro che non è facile dare notizie di certe cose, fare nomi, cognomi, parlare di società, noi come giornali, perché sappiamo che siamo querelabili in qualsiasi momento, no? E quindi ritengo che questo culturalmente sia un lavoro da fare nelle redazioni. Io cerco di farlo nel mio modo possibile, ma ti assicuro, Renzo, vi assicuro che non è semplice, anche per una forma di resistenza dei giornalisti stessi, poco abituati a capire che bisogna investire in questo tipo di informazione, che non vuol dire fare i garibaldini e andare all'arrembaggio, perché è difficilissimo fare un'informazione equilibrata, no, perché rischi veramente di rovinare anche la vita delle persone. Quindi la domanda che io volevo farle è questa, dopo aver fatto questo passaggio. Se l'inchiesta del Mose, secondo lei, è stata un'inchiesta che, così ho osservato, ha avuto uno spirito garantista, a me insomma mi pare di sì fondamentalmente, però questo lo dica lei da avvocato. E dopo una cosa sulla corruzione. Viviamo in un paese, io penso che la corruzione nasca dalla raccomandazione di uno che si sloga una caviglia, va in ospedale e si fa raccomandare da un infermiere. Siamo un paese che ontologicamente ha la corruzione lo spirito della raccomandazione, no? Nell'anima, nel cuore, per cui è d'accordo con quello che del procuratore Nordio, cioè in modo molto pragmatico cerchiamo di non colpire chi può raccontarci delle verità, in questo caso gli imprenditori, no? Che vengono concussi,
o c'è anche una responsabilità etica e anche pratica da parte degli imprenditori che usano l'alibi, no? Fortuna Nordio faceva un discorso anche proprio tecnico legato all'efficacia dell'inchiesta, o pensa che ci sia, voglio dire, abbiamo anche una classe imprenditoriale che usa anche l'alibi legata al fatto che ci chiedono, visto che i politici ci chiedono, si può dire anche di no, tanti imprenditori dicono di no, alcuni imprenditori dicono di no, quindi al di là perfino del fatto tecnico, 1, garantismo, 2, se non vi sia anche una responsabilità non solo tanto giudiziaria, ma proprio anche etica, economica, politica da parte della classe imprenditoriale che si fa eventualmente corrompere. Caspita, dico caspita perché voi vi rendete conto che sono un corpo estraneo, no? In un certo senso. E ringrazio Russello e Amadori per il gusto della dialettica. Amadori lo ha imparato evidentemente frequentando le aule giudiziarie, no? Tesi, antitesi e sintesi, proprio di tipo aristotelico, no? Contraddittorio. Boh. Con questa premessa devo dire, cominciamo con i punti in comune. C'è uno in particolare che ho riferito anche prima per chi c'era precedentemente nella conversazione che abbiamo fatto, piacevolissima, con il dottor Ancilotto. Ribadisco, chi mi conosce, il dottor Ancilotto mi conosce molto bene, credo anche il dottor Nordio, ci conosciamo da molti anni, sa che non busso porte ai pubblici ministeri, non sono soggetto a tutto che è piaggeria nei confronti dei magistrati. Ciò premesso, è un fatto, non è un'opinione, che voi abbiate di fronte 2 pubblici ministeri tra i più liberali in senso positivo e garantisti che possiate avere. Il mondo della magistratura inquirente italiana non è rappresentato, io mi prendo la responsabilità di quello che dico ovviamente, no? Non è rappresentato da uomini come loro, non solo da uomini come loro, cerchiamo di essere diplomatici. Quindi è vero, è assolutamente vero quando affermano dal punto di vista della difesa, non perché io abbia la possibilità di certificare una verità, no, è un'opinione chiaramente. Dal mio punto di vista è assolutamente vero quanto hanno detto, hanno affermato, cioè l'attività selettiva, l'attività di attenzione, l'attività, la ricerca di non infierire, di applicare la legge. Noi lo verifichiamo tutti i giorni e vi dico la verità, voce di corridoio avvocatesca, è così per queste persone. Concordo perfettamente soprattutto con il dottor Nordio sulla follia tutta italiana di questa riforma Severino, che effettivamente non coglie nel segno da alcun punto di vista, perché non coglie, come ha già detto molto meglio di me il dottor Nordio, non solo, e questo è un punto di vista inquirente, non solo rende difficilissimo il perseguire questi reati nel momento in cui crea una cointeressenza, la aggrava, già c'è con la corruzione, la aggrava con quello che riferiva al dottor Nordio, che volgarmente detto col numero dell'articolo del codice 319 quater, l'induzione indebita a dare o promettere eccetera eccetera, che ha previsto, che prevede la punibilità anche di un concusso che fino a ieri era persona costretta e quindi persona offesa, persona indotta a dare o promettere, che oggi diventa invece una persona indagata, indagabile, imputata e condannabile. Questo ha creato ancora di più un solco tra la possibilità di perseguire questi reati e insomma la realtà dei fatti. E senza contare che per perseguire quello che Nordio ha definito eticismo, e anche su questo concordo, e nonostante la nobiltà del lemma che ha usato, si potrebbero usare altri termini, perché c'è tanta ipocrisia in tutto questo. Per perseguire questo, dicevo, si è creato anche un guazzabuglio giuridico. Insomma, gli addetti ai lavori sanno che la prima volta che si è letta questa norma si è fatto un salto sulla sedia, perché la difficoltà straordinaria a distinguere questo tipo di fattispecie da alcune fattispecie di corruzione è veramente insuperabile. Solo le sezioni unite potevano tentare, dovevano farlo, non avevano strada, il legislatore aveva parlato, bisognava dare un senso alle norme, e quindi hanno cercato con una fatica immane di tracciare delle distinzioni tra queste fattispecie, che però distinzioni insomma, che convincono fino a un certo punto, con effetti paradossali, perché si è trovati in processi transeunti
con persone offese di concussione già costituite parte civile che rischiavano di ritrovarsi sotto forma di indagati, no, impossibile, ma comunque con pronunce che, se riconoscevano la fattispecie del 319 quater, dovevano condannare l'imputato originariamente per concussione e riqualificare il fatto eventualmente, salvo perché è la legge più favorevole, e l'ex persona offesa non può essere né indagata né condannata perché sarebbe legge sfavorevole, ma si trova all'agonia di trovarsi oggi persona che avrebbe oggi commesso un delitto. Siamo veramente alla follia sotto tutti i punti di vista. Ciò premesso, l'avvocato, ecco, avete il punto di vista dell'avvocato, l'avvocato che si ritrova investito, come è capitato a me, perché qui voi avete parlato della vostra esperienza, mi permetto di farlo anch'io, della parte iniziale di un ciclone di questo tipo. Un ciclone di cui non si può avere contezza, si vede una piccola porzione, un piccolo punto di vista, un piccolo angolo, ed ogni passo dell'avvocato rischia di essere un passo erroneo, falso, in un'atmosfera in cui la potenza dell'attività inquirente è in pieno svolgimento, è una macchina che sta viaggiando a pieno regime. E l'avvocato ha di fronte a sé un soggetto, come mi è capitato, che si capisce perfettamente che è nell'occhio del ciclone, che si può immaginare che sarà destinatario di un provvedimento di custodia cautelare. Come dire, il confine tra l'attività difensiva e l'attività vicina alla persona che si assiste, il sospetto anche nei confronti dell'attività dell'avvocato è facilissimo, non da parte del titolare dell'inchiesta. Guardate, qua consentitemelo, lei sa, dottore, che io ho avuto delle esperienze di questo tipo, in particolare, diciamo, dalla polizia giudiziaria, che in quel momento è particolarmente sotto pressione, deve ottenere risultati, deve tutelare la segretezza, deve contingentare, non so come spiegarlo, è un'attività particolarmente intensa e che tende a dividere il bene dal male. In questa situazione, credetemi, l'impegno dell'avvocato difensore è un impegno formidabile, perché si rischia di essere immediatamente individuati, tanto per cominciare, come è bene o male, anche se non lo si può dire, non si può scrivere, l'avvocato di una determinata compagine. Insomma, perché ti ha nominato questo qua? Da dove vieni? Come mai tu fai parte della range di questi difensori? Questo, credetemi, è un fatto concreto. Poi parliamo di indagati abituati, ahimè, a violare la legge costantemente, di persone che si sono sempre ritenute legibus solute, per cui hanno uno stile di vita che scaricano nel tuo studio. Io personalmente ho avuto la fortuna di avere dei maestri che mi hanno insegnato che assolutamente le regole vanno seguite, per cui il rischio di contaminazione non c'era, ma ci sono tonnellate di intercettazioni in corso, di pedinamenti in corso, cioè c'è tutta un'attività nella quale l'avvocato si muove come su un braciere. E qui, fra l'altro, permettetemi di dirlo, fra la differenza tra chi svolge la professione del penalista e chi invece ha, diciamo così, un'infarinatura generale, emerge, perché è come pilotare una Ferrari a 300 km all'ora. Questo è il punto di vista del difensore, senza contare l'attività prognostica, soprattutto quando scatta la custodia cautelare. Il dubbio fondamentale, peggiorato se si intravedono degli argomenti difensivi. Che cosa facciamo? Avete un bel dire voi, signori, illustrissimi e stimatissimi da parte mia magistrati, che la custodia cautelare non è uno strumento di pressione. Con Mazzaro ci siamo conosciuti proprio così, quando Mazzaro fece uscire un articolo dicendo
possiamo dirlo, nome noto, no? Quello del mio ex assistito, no? Colombelli era qualcosa di simile all'assistito di un falso avvocato, no, spunta il falso avvocato di Colombelli, e siccome l'avvocato di Colombelli all'epoca ero io, voi potete capire che qualche piccolo fastidio in questa cosa. No, ma era un'altra persona mica. Era un'altra, no, adesso aggiungo. In realtà tra i soggetti di cui parlavano i signori pubblici ministeri finanziari, ma ne manca uno, c'era anche in questo circo viaggiante, c'era anche un falso avvocato con tanto di falso titolo accademico e insegnamento a Trento, che mi risulta che richieste informazioni a Trento e si sia chiesto esercita da voi questo, mai sentito nominare, però era un sedicente avvocato che dalla professione virgolette, perché la sua professione poi era di un certo tipo, aveva ottenuto vantaggi, mi pare di ricordare, di cospicuo rilievo, vantaggi che un professionista normale, ecco, diciamo, si scorda anche nei sogni notturni più fantasiosi. Ciò premesso, io dissi subito: questo articolo rischia di, credetemi, era così in quel momento, rischia di deviare l'opinione pubblica, e spunta il falso avvocato di Colombelli, poiché ero nominato io, sembrava che fosse il falso avvocato, e lì nasce la cosa, da cui si parlò anche, in quell'occasione si parlò anche della custodia cautelare. Ora, non me ne vogliono i pubblici ministeri che fanno il loro mestiere, quando dicono abbiamo arrestato, così è una cosa simpatica, chi dispone la custodia cautelare, come è noto, è un giudice, loro la chiedono, no? La chiedono. Non abbiamo mai detto abbiamo arrestato. No, qui in questa sede colloquialmente è stato detto abbiamo arrestato. No, qui è stato detto abbiamo arrestato. No, vabbè, ma non è. Stiamo dicendo che sono stati usati termini atecnici così. Chi dispone, però, non ce lo dimentichiamo, non ve lo dimenticate neanche voi, signori giornalisti, c'è un giudice, ecco, loro sono l'autorità inquirente, dico banalità ma è bene ricordarlo, chi dispone è un giudice. Quando viene disposta la custodia cautelare, sarà un caso che poi, se vengono rese dichiarazioni, diciamo, confessorie, subito dopo c'è un parere favorevole della procura e un giudice che, guarda caso, subito dispone una misura attenuata. Voglio dire, è un fatto statistico, mi fermo a questo, alla statistica. Posso dare una risposta? Poi questo perché non sono quello che dicono gli attuali indagati. Io sto sorridendo, non significa assolutamente che qui, soprattutto i presenti, lo voglio sottolineare, non perché sono presenti ma perché lo penso davvero, che sia stata utilizzata in questo caso, io parlo in generale, la custodia cautelare come, ma certamente voi comprendete, a me piace molto il diritto veneto di epoca classica, eccetera, non esistendo più la tortura, esistono altre forme di convincimento. Le prevede il legislatore, non è che la custodia cautelare esiste, esistono le esigenze cautelari, l'ordinanza di custodia cautelare prevede uno schema di gravi indizi ed esigenze cautelari, il pubblico ministero raccoglie, chiede, il giudice ordina, punto. Io mi riferisco a un dato statistico. Ecco, voi capite il dramma dell'avvocato di fronte a questi soggetti. Parliamoci chiaro, è molto più comodo difendere il rapinatore seriale, abituato a avere a che fare col carcere, che questa gente, lo dico anche con un tono un po' spregiativo, ma questa volta ci vuole, che ha tenuto un tenore di vita tutta la vita sopra le righe, che ha approfittato, che ha fatto, che poi quando viene raggiunta da un provvedimento di questo tipo non regge, è colpa del sistema, è colpa dell'avvocato, e non ce la faccio, e sono ammalato, e voglio uscire, e voglio chiudere. Credetemi, sono pressioni spaventose, soprattutto se l'avvocato ha un minimo di visione giuridica dei fenomeni e magari ha intravisto anche un argomento difensivo, ma l'argomento difensivo cozza con la confessione. Così è. E allora il dramma è il pubblico ministero ti aspetta. Io avvocato voglio uscire, voglio parlare, voglio patteggiare. Patteggiamo. Ecco, questo è il meccanismo. Poi il patteggiamento ha un effetto domino, come le dichiarazioni, no? Ha un effetto domino. È una specie di serie, come si chiama? Una boccia viene tirata sui birilli e fa questo effetto. Ho scherzato e scherzando ho detto anche cose che ritengo reali.
Certo che dal nostro punto di vista vale sempre quello che scrisse Quintiliano nell'Istitutio Oratoria, e non me ne vogliate. Lui scriveva che è molto più facile, come è molto più facile infliggere una ferita anziché curarla, è più facile accusare che difendere. Diciamo che lei se le vuole scherzare, però ha buttato sul tavolo un carico non da poco. In poche parole, tradotto, si tengono in carcere gli indagati, quando parlano si mollano. Così? Ma posso, guarda, prima Carlo... Si attenuano le esigenze cautelari. Galan è uno, senza far nomi, che dice ho patteggiato perché la figlia a casa, eccetera. Allora, considerato che sono stato, non dico accusato, ma qualificato in questi ultimi 20 anni come PM ipergarantista, toga azzurra, cripto berlusconiano, eretico dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché sono sempre stato critico nei confronti degli eccessi della custodia cautelare, allora credo di avere qualche titolo di legittimazione per, non dico difendere, che non è certo bisogno, l'operato della Procura di Venezia, ma per spiegare come funziona e anche per trovare i rimedi. L'assioma ti metto in galera, parli e ti scarcero, come l'avvocato Fogliata l'ha brillantemente prospettato, è perfettamente vero. Si tratta di vedere qual è la sequenza logica dei 3 provvedimenti. Aggiungo che 20 anni fa questa stessa identica domanda fu fatta proprio qui a Cortina dall'avvocato del compianto e grande amico Tony Ponici, grande liberale, grande amico, proprio a noi, nella prima Tangentopoli, e ci disse: voi li incarcerate affinché parlino, se hanno parlato li scarcerate. E io risposi: no, noi li incarceriamo perché sono dei delinquenti, se collaborando e confessando dimostrano di essersi svincolati dal consorzio criminoso non c'è più necessità di tenerli in carcere. Questo stesso argomento, paro paro, fu poi copiato, e lo dico perché ci sono gli altri, niente meno che dal dottor Borrelli a Milano, che fece lo stesso argomento e fu accusato di sofismo, bizantinismo, eccetera eccetera. Naturalmente, se uno vede questo ragionamento sotto la sua prospettiva particolare, può dare ragione all'uno o all'altro. È verissimo, ti arresto, parli, ti scarcero. È valida l'interpretazione dell'avvocato Fogliata o è valida la mia? Probabilmente sono valide tutte e due. Però prima bisogna partire, adesso non voglio fare una lezione di procedura penale e soprattutto il tempo e le circostanze non ce lo consentono, però 2 parole sulla carcerazione preventiva vanno dette. Innanzitutto appoggia su un'ipocrisia colossale, cioè sul fatto che per incarcerare una persona, incarcerare sempre con il sistema della doppia chiave, come è stato spiegato prima, il PM non incarcera nessuno, il PM chiede e il GIP concede o respinge. Il GIP non può incarcerare se io non lo chiedo, io non posso incarcerare se il GIP non me lo concede, cioè ci vogliono 2 chiavi, come per far partire i missili nucleari dei sommergibili. Se uno dei 2 impazzisce e l'altro non è d'accordo, il missile non parte e la carcerazione non scatta. Allora, tutti sanno, è già stato detto, queste 3 famose condizioni perché scatti la custodia cautelare: i grandi indizi di colpevolezza, poi pericolo di fuga, inquinamento della prova, reiterazione del reato. È una balla colossale. Guardate, siamo qui tra amici, chiaramente da un punto di vista tecnico è una legge perfetta che va rispettata. Se io dico che è una balla colossale, lo dico tra amici usando un linguaggio tecnico, con l'esempio che vi faccio e che è accaduto a me 20 anni fa. Un figlio ammazza la madre perché lo tormentava con una sorta di complesso edipico di gelosia tormentosa proprio. A un certo punto perde la testa, le taglia il cranio in 2 con un colpo di accetta, va dai carabinieri e si costituisce e dice: sono stato io. Allora, reiterazione del reato non poteva più farla perché di mamma ne aveva una sola e l'aveva ammazzata, pericolo di fuga non c'era perché era andato a costituirsi, e pericolo di inquinamento delle prove meno che mai perché aveva confessato. Quindi, a ragion veduta e secondo le leggi, io avrei dovuto raccogliere le confessioni e lasciarlo libero. Non c'era nessuno dei 3 elementi che richiede la legge
per la carcerazione preventiva. Cosa avrebbe detto il consorzio sociale se io avessi liberato un tizio che aveva appena ammazzato la mamma tagliandole la testa in due? C'è una quarta ragione non scritta in questa trinità di condizioni, che è quello dell'allarme sociale. L'allarme sociale è poi quello che è una specie di melassa che prende dentro tutto il codice penale di procedura penale. Non se ne parla mai, neanche nella funzione della pena, ma in realtà è sempre quella. È l'allarme sociale, questa sorta di necessità che vi è di certi comportamenti cruenti perché non si può farne a meno. Ecco, mettiamola così in termini molto banali. Allora, nei casi di 20 anni fa e anche in quelli di oggi, quando tu ti trovi di fronte a delle situazioni che vanno al di là del bene e del male e di ogni logica comportamentale, non dico etica, l'etica non ci riguarda in diritto e soprattutto nel diritto positivo nell'amministrazione della giustizia, vanno al di là della logica comportamentale estetica, ecco, del buon comportamento minimo, di chi ruba e straruba quando il paese sta andando in rovina, e non voglio certo io fare demagogia perché non ci sono i soldi per pagare il mutuo, e vedi sta gente che ruba, sperpera e ruba, tu ti domandi, c'è il pericolo di inquinamento della prova? Probabilmente sì, perché hanno dei mezzi di pressione anche sull'opinione pubblica attraverso la stampa, quando la stampa è incline a essere ossequiente, per depistare le indagini. Possono reiterare il reato? Probabilmente sì, come dimostra il fatto che tra l'altro dopo 20 anni non hanno imparato niente, non hanno dimenticato niente. 20 anni fa abbiamo demolito un'intera classe politica, la magistratura ha dimostrato che non aveva dei luoghi franchi, che non aveva timori riverenziali nei confronti di nessuno, e ciò nonostante hanno ripetuto come prima e peggio di prima. Possono scappare? Beh, quando tu ti accorgi che all'estero hanno costituito dei fondi molto cospicui, alcuni trovati, altri plausibili, altri sappiamo che ci sono ma non sappiamo ancora dove sono, beh, perché hai messo i fondi all'estero se non perché vuoi crearti la possibilità di una nicchia per andare a scappare? Mettiamo insieme queste cose, aggiungiamo l'allarme sociale, secondo noi ci sono i presupposti per la carcerazione cautelare. Naturalmente questi presupposti vengono vagliati dal giudice e il giudice ce li ha confermati. Sono stati confermati dalla Cassazione, quindi per quello ho detto prima abbiamo l'orgoglio di aver avuto la riprova che non abbiamo mandato in galera nessuno affinché parlasse. I presupposti c'erano, semmai abbiamo l'orgoglio garantista di dire: una volta che vi siete dissociati dal mondo in cui eravate inseriti, non c'è ragione di infierire, e abbiamo dato il parere favorevole alla scarcerazione. Se magari qualche rimprovero ci è venuto dall'organo giurisdizionale, cioè dal giudice, è di essere stati troppo buoni, come nel caso del sindaco di Venezia, avevamo dato il consenso per un patteggiamento abbastanza basso, il giudice se l'ha respinto perché dicendo che era troppo bravo. Finisco. C'è un modo per aggiungere garanzie e garanzie. Guarda, io l'ho scritto da 20 anni, continuo a dirlo. Finiamola con questa storia che il pubblico ministero incarcera, il GIP è ossequioso al PM, è adesivo, è contiguo nella stanza. Facciamo una bella riforma che devolva a un organo collegiale distante anche topograficamente dal pubblico ministero, cioè a quella che i francesi chiamano la chambre d'accusation, la sezione istruttoria di una volta, una sezione istruttoria presso la Corte d'Appello. Facciamo un giudice collegiale che sia sovrano nel decidere chi deve andare in prigione prima della sentenza definitiva. Anche per noi sarebbe un grandissimo sollievo. Non ci piace l'idea che un giudice monocratico da solo possa decidere sulla libertà di una persona quando questa è ancora presunta innocente. Però mi consentite ancora una volta, anche la presunzione di innocenza è molto bella, ma è una aspirazione metafisica, una vuota astrazione dell'intelletto speculativo, direbbe Hegel. Se io adesso salto al collo dell'avvocato Fogliata e lo strangolo, sono sicuramente presunto innocente dal punto di vista letterale, normativo, ma neanche un matto potrebbe dire che sono presunto innocente se davanti a voi alla televisione gli ho tagliato la gola con un coltello che fortunatamente non ho. Ecco, tutte queste espressioni normative molto belle, frutto e distillato
di un illuminismo giuridico molto interessante, devono però essere valutate secondo l'id quod plerumque accidit, tenendo sempre presente quello che dicevano i romani, che il summum ius è summa ignuria, e quindi è il buonsenso che alla fine deve costituire il carattere determinante per prendere queste decisioni. Ripeto e ho finito: se la decisione fosse adottata da un organo collegiale, come potrebbe essere una sezione di 3 persone composta presso la Corte d'Appello, i primi a essere contenti saremmo noi. Facciamo un ultimo giro. Voleva dire qualcosa? No, volevo fare l'ultimo giro partendo da un dato, perché abbiamo una situazione quasi, uso un termine un po' simorica, nel senso che, come scrive nel suo libro Renzo Mazzaro, prendendo dei dati, per stare al solo Veneto i casi di corruzione perseguiti dalla magistratura nel 2014 sono aumentati del 222% rispetto al 2013, quelli di concussione del 60%. Poi abbiamo un panorama politico liquido, dove abbiamo un leader sistemico che è Renzi e 2 leader asistemici circa, che sono anche il frutto di una sorta apparente di rivolta popolare, che dopo 7 anni, insomma, la gente è incazzata, è arrabbiata, la corruzione, e siamo uno dei paesi più corrotti. Allora la domanda che vi faccio in 2 minuti: come se ne esce? Voi nel libro sono riportate già le vostre soluzioni, naturalmente lo chiedo anche all'avvocato, cioè come se ne esce, cioè, da questo problema che, ripeto, sembra di un paese irriformabile, di un paese che ci ricade. Il dottor Nordio ha appena finito di dire Maltauro, 92, Tangentopoli, 20 anni dopo, Expo, la stessa persona a cui viene dato un credito, a cui vengono dati gli appalti, condannato. No, io veramente non ho fatto io lo faccio io, mi assumo io la responsabilità del nome, perché chiaramente, insomma, faccio il giornalista, mi assumo io, so che le sue posizioni non posso, lo dico perché questo ha fatto un certo scalpore, diciamo, no? Quindi come se ne esce? Vuole cominciare lei? Allora, come se ne esce? Di sicuro non con la risposta giudiziaria. Purtroppo la risposta giudiziaria arriva, noi arriviamo a chiudere la stalla quando i poi sono scappati, noi accertiamo il reato e uno potrebbe dire sì, ma la funzione di prevenzione generale o speciale che ha l'applicazione della sanzione penale in realtà non funziona, questa è la storia che ce lo dimostra, continuiamo a condannare persone per corruzione e la corruzione sembra aumentare e non diminuire. Quindi facciamo questa premessa sulla quale siamo tutti d'accordo. La risposta giudiziaria non è sufficiente, quindi bisogna, anzi è una risposta che arriva tardiva, quando la corruzione ormai è accertata. Ricordava Carlo Nordio che circa 20 anni fa in Veneto sta condannato l'intera classe politica di destra, di sinistra, di centro. Sono passati 20 anni e ci ritroviamo punto a capo con politici corrotti a destra e a sinistra, a livello regionale e a livello nazionale. E allora le tesi, ci confrontiamo spesso con Carlo su questo, come se ne esce, come se ne può uscire. Carlo giustamente parla, lo dice molto meglio di me, e poi passo il microfono. Sicuramente una semplificazione legislativa, continua a dire, continua a sostenere, ha già ragione Carlo, portando questo esempio: se un imprenditore deve bussare a 100 porte, è facile che trovi prima o poi qualche pubblico funzionario che gli dica: o mi dai qualcosa, io la porta non te le apro. Se dovesse bussare una sola porta, statisticamente scenderebbe. Quindi indubbiamente una semplificazione legislativa sarebbe fondamentale, e quindi iter molto più semplici. Io dico, dal mio punto di vista, in questo concordo, ma non totalmente con Carlo, perché molte volte mi è capitato anche di assistere a casi minori di corruzione, ma altrettanto gravi, in cui in iter veramente banali. Lo cito perché era un caso di cui mi sono occupato e la sentenza è già stata emessa di condanna, il caso della Venezia-Padova, dell'autostrada, dell'ex amministratore della Venezia-Padova. Ecco, il nome non l'ho fatto, ma lì gli appalti erano veramente minimi, erano procedure
erano procedure inferiori ai 200.000 euro, dove bisognava scegliere 5 persone, 5 ditte che operavano nel settore e chiedere a ciascuno di fare un'offerta. Era una gara banalissima, al massimo ribasso, ma anche lì c'era una corruzione sistemica. Le 5 ditte venivano convocate dall'amministratore delegato e chiaramente dopo venivano praticamente convocate a tavolino e veniva fatto in modo che vincesse sempre, venivano messe d'accordo in modo tale che riuscisse sempre l'elargizione, la consegna di una percentuale del 5% all'amministratore delegato. Quindi in realtà, se noi non cambiamo la testa alle persone, possiamo semplificare anche quanto vogliamo la normativa, ma in realtà non se ne esce. E allora probabilmente l'unica cosa è, a mio avviso, almeno uno degli elementi, ma chiaramente che darà dei risultati alla lunga, è quello della formazione dei giovani, formare le nuove classi dirigenti, formarle insegnando loro che il rispetto della legalità è anche nel loro interesse. Le nostre imprese non possono crescere, veniamo da un convegno recente a Confindustria dove sostenevamo e ci confrontavamo reciprocamente con diversi imprenditori. Le imprese non possono crescere se non c'è un clima di fiducia e di leale concorrenza tra gli imprenditori. Porto un esempio: se un imprenditore normalmente vince delle gare pubbliche pagando delle mazzette, ma spiegatemi qual è il suo interesse a investire in ricerca, in nuova tecnologia? Investirà in mazzette. Ed è la spiegazione per cui anche all'interno del mondo di Confindustria ormai c'è una netta distinzione, se voi guardate, molto amara, tra imprenditori che lavorano col privato, che sfordano magliette, libri, oggettistica, componentistica varia, elettronica, e imprenditori che lavorano quasi esclusivamente con il pubblico. A fronte di questa distinzione, voi vedete che i primi lavorano benissimo all'estero, i prodotti li esportano, i secondi, che lavorano col pubblico in Italia, molto spesso non riescono a affermarsi all'estero. La spiegazione è molto semplice: la spiegazione è che molti di questi imprenditori in Italia riescono a vincere gare d'appalto, all'estero non le vincono, all'estero non riescono a sfondare, perché purtroppo se il mercato è alterato alla base dalla corruzione, l'impresa non progredirà. Detto ciò, quindi, è fondamentale insegnare ai nostri giovani che se rispettano la legge saranno i primi a trovare del giovamento. Se quando faranno un concorso pubblico, che sia un concorso di accesso all'università, un concorso per un posto pubblico, se avranno un'idea vincente come imprenditori e rispettano le regole, anche gli altri saranno portati a rispettarle. Ecco, è sicuramente un investimento nel lungo termine. Dopodiché vi è un'altra ragione fondamentale, a mio avviso, che sta alla base della corruzione, una spiegazione di tipo sociale. In Italia il costo della politica è eccessivo, abbiamo troppi politici. Se noi guardiamo quanti sono i senatori e gli onorevoli e li paragoniamo a quelli degli Stati Uniti, prendiamo paura in proporzione ai residenti. Se noi pensiamo che i consiglieri regionali guadagnano altrettanto, se pensiamo a quante sono le società partecipate dove vengono riciclati normalmente a livello di consiglio di amministrazione, direttori generali e quant'altro, tutte le persone che fuoriescono dalla classe politica, come intesa come classe elettiva, noi prendiamo paura. E allora a fronte di questa è stato dimostrato che il finanziamento pubblico e privato dei partiti non è sufficiente, motivo per cui c'è questa richiesta di denaro continua per finanziare da un lato la campagna elettorale, dall'altro la classe politica. Tornando all'inchiesta nostra, all'inchiesta del Mose, noi scopriamo che inizialmente l'arrivo di alcuni personaggi e l'emissione di false fatture era per cercare un nuovo sistema di finanziamento di alcuni politici che governavano la regione. Dopodiché la verità è che molto spesso di fronte a questo massiccio modo illecito di finanziari è chiaro che il politico e il pubblico funzionario che vede passare così tanto denaro per le sue mani ha gioco facile, o comunque ha la tentazione di dire: beh, una gran parte la tengo per me. Probabilmente nella prima Tangentopoli 20 anni fa il 95% andava nelle casse pubbliche e il 5% nelle tasche del privato, del politico inteso come persona privata e non rappresentante di un partito.
Oggigiorno le proporzioni non dico che siano invertite, ma quasi, ossia la maggior parte del denaro finisce per arricchire il singolo politico inteso come persona fisica e una parte per finanziare il partito, ma solo una parte. Di fronte a questo è chiaro che se noi riduciamo comunque il costo del sistema politico in Italia, che non è più sostenibile in questo modo, e la dimostrazione è la continua richiesta di contributi illeciti che vengono chiesti alle aziende, se riduciamo questo e dall'altro insieme cerchiamo di formare una nuova cultura, cerchiamo di insegnare il valore della legalità. Apro una piccola parentesi, non per autoincensarsi, ma ad esempio noi come Procura di Venezia dedichiamo un giorno al mese, circa noi sostituti, ad andare nelle scuole a parlare di legalità, rispetto della legge, del primato della Costituzione, e lo facciamo ai giovani del liceo, delle scuole medie, cercando di trasmettere un messaggio. Se a fronte di questo poi semplifichiamo anche la normativa, forse abbiamo un futuro, forse ci sarà una speranza. Il libro si chiude, di Mazzaro, questo libro, a differenza del libro precedente, non so se l'avete letto, I Padroni del Veneto, un bellissimo libro, così come Anno Zero, un altrettanto bel libro, ma mentre I Padroni del Veneto si conclude con una nota di pessimismo, Veneto Anno Zero lascia un filo di speranza. Forse se perseguiamo questi obiettivi con coerenza e con decisione, forse un po' di speranza c'è. Grazie. Grazie. Renzo, chiudi tu, facciamo chiudere Renzo. Serviamo ancora a qualcosa noi, mentre i giudici giustamente vanno nelle scuole. Parlare di onestà, cioè, voglio dire, ancora, oppure cinicamente facciamo il nostro lavoro a prescindere dall'esito che può avere. E cosa pensi? Abbiamo ancora un ruolo? È certo che abbiamo un ruolo. È certo che vale la pena impegnarsi per l'onestà, e non dubito che tu sei uno di questi, ma voglio dire in sintesi, l'inchiesta Mose, per conto mio, è questa forma di corruzione durata 10 anni, che ha fatto fuori 1 miliardo su 5, poggiava su 3 elementi, che erano: il primo, l'onnipotenza tecnica fatta con una legge sola, non un complesso di leggi bizantino, quindi anche qua fatta apposta con una legge sola, e la legge del 1984 che istituiva in capo a un solo soggetto, il Consorzio Venezia Nuova, che viene fatto l'anno dopo, tutto gli studi, la progettazione e l'esecuzione delle opere, motivo per il quale non c'era bisogno di fare gare. Il secondo elemento, l'onnipotenza politica. I politici, più la giunta regionale che il comune di Venezia, anche se è sembrato il contrario all'inizio per la risonanza che aveva la città di Venezia e l'arresto del sindaco, i quali politici potevano a pagamento agevolare negli snodi della procedura le richieste delle imprese. E il terzo elemento, che passa abbastanza in secondo piano, era ed è, secondo me rimane, la come dire, desistenza dell'opposizione, perché senza la desistenza o addirittura la connivenza dell'opposizione non si sarebbe potuto fare niente. Ora questi 3 elementi qui, dopo lo scandalo Mose, quello che è successo, sono rimasti inalterati, perché l'onnipotenza tecnica continua. Scusate, lo scandalo incalza, anzi l'arresto incalza Perotti, incalza, sapete, Ercole incalza, titolare, anzi il primo dire, sei super burocrate del Ministero delle Infrastrutture. Era l'uomo che indicava al Ministro delle Infrastrutture cosa decidere. Non a caso lui viene arrestato prima, poi si dimette il Ministro Lupi, non è che va all'inverso. L'onnipotenza politica è rimasta tale quale. Avete visto qualche settimana fa Formigoni che faceva quella scena aberrante all'aeroporto di Roma perché ha perso l'aereo. Scusa, se arrivi tardi, la colpa era di Alitalia che mi ha mandato in un'uscita diversa. Però il Fatto Quotidiano ha scoperto che Formigoni è un recidivo. Nel 2012 ha fatto la stessa scena, meno diciamo meno di carattere virulento quanto a espressioni, all'aeroporto di Parigi. Era arrivato con una delegazione di 8 persone,
anche lì la procedura di imbarco era finita. No, scusa, se l'aereo è lì lo potrò prendere, se è lì, e quell'altra a spiegargli, ma scusi, le procedure di imbarco sono finite, che è partita la procedura di avviamento e di partenza dell'aereo. Chiunque di noi che se arrivasse tardi in aeroporto, che cosa fa? Ho perso l'aereo, mi accascio, non so, maledico i morti, come si dice a Venezia, cioè non posso farci niente. No, perché Formigoni, secondo voi, che è una persona intelligente più di me, e più di probabilmente, ma perché fa queste cose qui? Perché ha un senso di onnipotenza, ma poi si può passare a quello che ha detto purtroppo per lui Giancarlo Galan l'altro giorno, che torna in Parlamento. Adesso il giorno 15 luglio scade il termine, e questo Parlamento che non mi ha difeso, anzi poi peggio ancora, gli chiedevano perché non ti dimetti. Lo Stato con me ha risparmiato, ha detto, perché se non vado in Parlamento non mi danno la diaria. Cioè evidentemente ha fatto incazzare, scusate, qualcuno, tant'è che la Cassazione ha anticipato il giudizio. Sono queste persone qui, perché fanno queste cose? C'è come dire, una onnipotenza in quelli che vengono eletti, che si considerano si considerano inattaccabili. E quanto poi all'opposizione, non mi sembra che per esempio la parola Mose sia scomparsa, cioè è scomparsa dalla campagna elettorale. Noi siamo andati a votare per il governo veneto, assurdo, e misurandoci sui profughi abbiamo eletto il governo veneto, che non ha nessuna competenza oltre che nessun potere sui profughi. Parlando di questo, l'unica cosa che può fare Luca Zaia, mi fischieranno le orecchie, e dire no, fermati, no, anzi noi non li vogliamo, e quindi vengono lo stesso. Poi è un problema che supera ampiamente la dimensione regionale. La classe dirigente veneta, io vedo, si è occupata di altre cose, i profughi, oppure parliamo molto volentieri, tutti nobili argomenti e impegnativi, per esempio dell'indipendenza del Veneto, che mi sembrano vie di fuga per evitare. Noi contiamo qualcosa. Che cosa dovremmo fare noi? Noi siamo giornalisti. Sentite, c'è un costo che i giornalisti devono pagare, devono avere dei direttori, adesso non dico, non è piaggeria, devono avere dei direttori capaci di vedere e organizzare. Cioè, se io ho bisogno perché questa cosa mi richiede tempo di star fuori, mi devi distaccare, lui l'ha appena detto. Però poi c'è un costo personale e professionale da fare, bisogna andare a fare le interviste documentate, bisogna studiare bene le cose, bisogna approfondire. Non possiamo andare lì col microfono a dire scusi Presidente, e fare la domanda e lasciargli il microfono in modo che possa dire quello che gli pare, senza magari accorgersi che giovedì scorso ha detto il contrario, senza sapere che c'è un particolare importante. C'è insomma da fare qualcosa per la nostra classe come dire, professionale, c'è da fare qualcosa soprattutto perché per il piacere di essere noi professionisti all'altezza di questi tempi. Grazie, io volevo ringraziare un'ultima cosa, non so se lo sai. Allora, il giornalismo investigativo, che è nato in America, non solo col Watergate, in America langue. Il governo Obama, anzi un sito americano qualche anno fa ha vinto il Pulitzer, il primo sito che ha vinto un Pulitzer, si chiama ProPublica, ed è un sito che l'ha vinto sull'uragano Katrina. 30 giornalisti che venivano dalla carta hanno fatto un'inchiesta documentatissima sui medici che decidevano a chi dare e a chi non dare la morte. Ci hanno messo 2 mesi, 30 giornalisti, costo dell'operazione $4 milioni, la costruzione di questo sito, pagato da degli amici di Obama che volevano che in America si ripristinasse il giornalismo investigativo. Questo per dire quanto costa fare può costare, in quel caso è stata un'inchiesta da Pulitzer, quanto costa, e ripeto, è una questione proprio di scelte, di mentalità, ma io penso che se noi vogliamo, non solo su questo, se i giornali hanno ancora una chance rispetto alla melassa del web, democraticissima, bellissima, tutto quello che vogliamo, se i giornali hanno ancora una chance è proprio questa, quella di costruire giorno per giorno un giornalismo autorevole, verificato, approfondito, che abbia un appeal e valga la pena di farsi comprare. Per questo io sostengo culturalmente
professionalmente, eticamente, e cerco di, ad ogni posto dove vado, di far passare proprio questa idea, che il vero giornalismo si deve comprare, perché costa fatica. Io penso che un'inchiesta della magistratura, no? Impieghi, polizia giudiziaria, PM, voglio dire, è enorme il costo di un'inchiesta giudiziaria, non oso neanche pensare cosa possa essere costata al Mose. Noi non possiamo fare inchieste del genere perché non siamo attrezzati per inchieste del genere, ma nel nostro piccolo possiamo fare anche delle piccole grandi cose. E quindi risottolineo questo e lo do a me come senso di sfida. Volevo ringraziare l'Ordine dei giornalisti del Veneto, Gianluca Amadori. Questi sono anche quello che abbiamo ascoltato questa sera, è un'interessantissima conversazione che vale anche a dei crediti per l'ordine professionale, e devo dire che le cose che io ho visto negli ultimi 2 anni realizzate dall'ordine dei giornalisti sono cose molto interessanti, qualificate, interessanti. Anche oggi pomeriggio abbiamo assistito a una lezione del magistrato, del sottoprocuratore Cilotto, dell'avvocato Fogliatta, e molto interessanti stamattina anche, e io penso che Gianluca abbia bisogno di quello che dice anche Renzo, no? Fatica, pensiero, capacità di documentarci umilmente, di imparare, di capire, per raccontare, e quindi penso che anche questi corsi, secondo me, abbiano una funzione molto importante. Grazie a tutti per averci ascoltato.